centurione glorificava Dio. Veramente quest'uomo era così. La morte di Gesù con le sue parole di Infatti è un'ispirazione. Egli deve proprio sotto l'Italia che a questo modo insegnabile una sorpresa della vita, che abbandona la sangue, la differenza e la cura diventano l'allenamento e ritorno a lui. Il ritorno assumeremo della visione antica, l'ingresso nel cammino ordinario in cui il Redentore produce ogni fattore in questo genere. La morte di Gesù è la passione piena di Dio, la sua propria forma per l'uomo. Anche il centurione pagano non lo conosce. Nel giusto che muore con gli ingiusti si rende visibile la voce di Dio del mondo, la sua presenza trasparge sulla terra e gli acquista il suo credo. Diciamo insieme, noi ti diamo grazie. Noi ti rendiamo grazie. Sei morto per la nostra salvezza. Noi ti rendiamo grazie. Con la tua croce hai vinto la morte. Noi ti rendiamo grazie. Ci hai aperto il cielo. Noi ti rendiamo grazie. Signore, quando siamo sommersi dal dolore interiore, schiacciati dalla tristezza e prostrati, aiutaci a capire che anche in questo modo possiamo ricambiare il cuore. Tu che vivi e regni nei secoli, nei secoli. Amen. Che innocentissima stazione. Gesù è deposto alla croce. Ti adoriamo Cristo e vivere diciamo. Perché la tua santa croce rende l'uomo. Dal Vangelo secondo Marco. Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, e aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e chiamato il centurione lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato il lenzuolo, lo calò giù dalla croce e avvoltolo nel lenzuolo lo depose in un sepolcro scavato nella roccia.
Amen.